Gentile pubblico della Voce, ben ritrovati in piazza. Oggi una puntata, insomma, un po' nostalgica forse. A me vengono in mente gli anni 50, quando il miracolo economico ebbe come leitmotiv, oppure come icona, la 500. Ricordo che a quell'epoca la 500 divenne una sorta di sogno per le popolazioni meno abbienti, soprattutto per gli operai. Insomma, avevano questa chance di mollare la bicicletta e poter andare in tutta sicurezza nei posti di lavoro e sognare anche di andare in ferie. E allora anche là c'erano delle vicissitudini molto interessanti. Mi viene in mente la 500 tra operai, e poi tra operai c'era anche lì un po' di lotta di classe per quello che riusciva a risparmiare un po' di più e si comprava la 600 e si sentiva un po' più importante. Insomma, erano aneddoti abbastanza simpatici. Quando si partiva tutti ad agosto, specie negli anni 60 e 70, ci si ritrovava tutti quanti sempre lo stesso autogrill, perché le medie erano quelle, perché poi i serbatoi contenevano quella tale benzina, quindi c'era una sorta di convention tra classe operaia. Una classe operaia che ricordo in quei tempi, le cose che possono in qualche maniera solleticare la nostalgia di tutti, sono i gettoni telefonici e insomma sono le lettere. Oggi non è più così, ma anche gli alimenti avevano un loro ruolo. C'era una cucina mediterranea che non era colpita così in maniera ferrea, specie sotto tutti i social, la carne fa malissimo, i formaggi fanno male, oppure il giorno dopo i formaggi fanno benissimo, i formaggi fanno malissimo, insomma c'è un po' di confusione. E allora, approfittando del nono raduno delle 500 con Franca Loisetto, insomma facciamo un amarcord di come eravamo, di come siamo e insomma se possiamo essere migliori, tenendo conto della nostra memoria. Intanto complimenti per questa manifestazione, cara Franca, una 60, Grazie. 70, 500. Una sessantina di 500, che quest'anno siamo al nono raduno. Siamo già arrivati, non pensavo di arrivare al nono raduno perché sai, organizzare raduni non è facile per niente, però siamo qua a parlarne, quindi vuol dire che è stato un successo. Ma il tipo di gente che c'è qual è? La gente popolare. Popolare, La maggior parte è popolare, c'è anche qualche imprenditore, però la maggior parte è la gente che vuole rivivere i tempi passati. C'è anche qualche giovane che inizia un po' a inserirsi, a comprare la 500 di una volta. Che oltre ai prezzi adesso che sono esagerati. Che sono molto più care di quelle certo. Attuali, però speriamo, sai, ogni anno, allora, io di consueto chiamo sempre tutte le persone che vengono ai miei raduni e ogni anno purtroppo chiamandoli qualcuno ci saluta anche, quindi vuol dire che gli anni passano un po' per tutti, eccetera, e la cosa che sarebbe importante è che il giovane cominci un po' ad amare anche lui la 500 di una volta, non soltanto le 500 Parliamo di adesso. della 500 e quello che può far accadere questo miracolo fine degli anni 50, e vediamo di usare una chiave che possa aprire delle porte attuali, ma dopo la pubblicità. L'Hotel alla Corte è situato in un borgo ai piedi delle colline bassanesi, a 2 passi dallo storico Ponte degli Alpini.
L'Hotel alla Corte dispone di 32 camere di categoria superior, finemente arredate e attrezzate con i comfort più moderni, dotato di rete Wi-Fi, disponibile gratuitamente in tutta la struttura. I nostri ospiti troveranno un ambiente accogliente e ideale per buffet, cerimonie, banchetti, incontri aziendali e appuntamenti d'affari. Inoltre la struttura è fornita di ampio parcheggio custodito la notte. La nostra struttura vanta il servizio Bike Hotel per un noleggio e custodia biciclette, spazio per lavaggio e officina. All'Hotel alla Corte sono annessi un ristorante e una pizzeria. Per gustare i nostri prodotti potrete scegliere diverse sistemazioni, fra cui una fresca terrazza estiva. Hotel alla Corte. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. In un percorso cicloturistico che dalla Baviera ti accompagna nella città più bella del mondo, Venezia, troverai il Bici Grill Ristorante Birreria Cornale, con specialità bavaresi e le favolose pizze anche con pasta integrale e lievito madre, accompagnate con l'ottima birra Augustiner. Ristorante Birreria Bici Grill Cornale, a pochi chilometri da Bassano del Grappa. Ben rientrati in piazza, amici della Voce della Valle. Allora, stavo pensando che le 500 chiaramente sono datate, la prima produzione era intorno agli anni 1957, ma oggi c'è un'alchimia in più che può rendere ancora più affascinanti queste macchine datate che hanno coinvolto e soprattutto hanno fatto sognare intere generazioni. Pensate che adesso ci sono delle officine autorizzate che possono fare impianto elettrico e renderle veramente affidabili su strada, e quindi si può far notare che la 500 può arrivare a seconda vita, una macchina leggera, una macchina molto dinamica. Come sono cambiati gli usi e i costumi, e quindi la 500 può essere riammodernata, nel cibo facciamo un po' più di fatica. Lei è un fungicoltore, intanto ringrazio Romeo Fuser, fungicoltore. Quindi vuol dire che voi create i funghi dal niente. Mi viene in mente le muffe, poi dopo la paglia, un po' come la birra, un po' di fermentazione, e questo è un alimento molto sano. Come funziona? Esatto, noi riproduciamo quello che succede nel bosco, noi lo creiamo in ambiente artificiale, in ambiente chiuso e quindi in un ambiente controllato. Quindi c'è la preparazione del substrato, si parte dalla paglia, da un'aggiunta di sostanze azotate e si inizia la fermentazione, e poi da lì si passa alla pastorizzazione e all'inoculo, dove noi mettiamo il nostro micelio. Questo per noi in maniera semplice dura 3-4 settimane, se invece lo guardiamo in natura dura magari qualche anno certo. Nei boschi. Però noi dobbiamo far sì che il nostro fungo trovi il cibo già pronto, che sia già assimilabile. Quindi noi mettiamo queste spore, lo portiamo nelle nostre fungaie, gli mettiamo sopra uno strato di torba, perché quello serve per tenere l'acqua, per fare come da spugna, da serbatoio d'acqua, e da lì, modificando l'atmosfera, curando l'ambiente, curando l'aria, che viene sempre filtrata, lì facciamo nascere i nostri funghi. E noi modifichiamo l'ambiente in funzione del loro stato di crescita, in funzione del loro momento di attività di crescita. Ecco, la cosa bella di questo è un po' come la 500. La 500 era caratterizzata chiaramente da un ceto sociale chiaramente molto molto umile, poveri, diciamo così, operai, dignitosi quanto voi, ma si dovevano impegnare. Anche nelle fungaie ci sono più o meno le cooperative, quindi gente che sa da dove viene il lavoro, si riunisce e creano questi miracoli, io li chiamo, perché per me pensare di poter far venire dei funghi dal nulla è un miracolo. Lo stesso è anche un po' per la montagna, per le malghe e per i formaggi. Intanto abbiamo Ivano Figuera, anche lei produttore di latte, Vacca Mora. Qua in Val Brenta la Vacca Mora è un treno, invece voi Vacca Mora perché distinguete il latte. Allora anche qua vi sentite un po' minacciati, come una volta la 500 era minacciata perché era rumorosa, perché bisognava fare la doppietta. E allora anche voi siete un po' minacciati, c'è una tale quantità di informazioni che non sappiamo più se il latte fa bene, se è genuino, se arriva da chissà dove, se è radioattivo, se hanno dentro i metalli. Insomma, salvaci tu. Tu intanto dove produci? Noi siamo nel comune di Istrana e siamo stati tappa al 9° raduno della 500 della Luisetto, e ben volentieri abbiamo fatto vedere come si può coltivare
i nostri prodotti dal mais all'erba medica per poi darlo da mangiare ai nostri animali, per poi produrre dei prodotti sani dal latte, che è il prodotto principe, che noi lo diversifichiamo in 3 direzioni. Andiamo da 10 anni a venderlo crudo al consumatore con dei distributori 24/24, dove si può fare una sorta di contatto diretto col cliente, dando un prodotto freschissimo con un minimo spreco di immondizia, perché viene là con il suo contenitore, se lo porta a casa e ne fa quel che vuole, tipo anche i uovi col cao di una volta che... C'è una guerra contro, adesso non bisogna più mangiare carne, siamo diventati tutti vegetariani, tutti vegani, non c'era sto problema negli anni 50, non ce ne facevamo un gran problema, si mangiava la Mediterranea, la carne aveva una componente molto scarsa perché le tasche erano quelle che erano, quindi la verdura la faceva da padrona e ogni tanto ci si permetteva la bistecca, ma se un animale vive sano, vive in maniera, diciamo così, naturale, oltre a diventare un grande amico dell'uomo perché produce ottimo latte, è chiaro che se me lo mettiamo in batteria non so che latte arriva. Le nostre strutture sono atte e controllate dagli enti ULSS per dare tutto il massimo benessere ai nostri animali. Hanno più di 10 metri quadri di disposizione a ciascuno per poi poter andarsi a spazzolare, camminando tranquilli, andare a mangiare, e nel nostro caso abbiamo una semplicità, diamo la possibilità a tutte le ore del giorno di potersi andarsi a mungere. Come fosse il vitello che va a allattarsi sotto la vacca, è la vacca che va in questa macchina, in questo accessorio, dove si può svuotare dal peso del suo latte e lo dà in tranquillità, in tutta scioltezza. Vi sentite minacciati col Made in Italy? Perché c'è un po' di confusione in Italia. Noi battagliamo per il Made in Italy. Vogliamo, vero però, non finto. Vogliamo che ci sia riconosciuto il Made in Italy, perché i nostri prodotti hanno una marcia in più del resto del mondo. E come fate a combattere? Cioè, voglio dire, se uno arriva dai mercati dell'est o dalla Cina, e il morlacco arriva chissà da dove, ce la vedo dura, è una lotta molto intensa. Dobbiamo dare la possibilità al consumatore di sapere cosa sta mangiando. La tracciabilità famosa, no? La famosa tracciabilità. Voi che fate funghi avete la tracciabilità. Sì, diciamo che noi abbiamo la fortuna da una parte che tutto il prodotto fresco, tutti i vegetali per norma hanno l'obbligo di dichiararne la provenienza e quindi noi dichiariamo la provenienza che è italiana. Questo però avviene solo sul prodotto fresco, nel prodotto trasformato invece questo obbligo non c'è. Sì. E quindi nel prodotto trasformato noi andremo a leggere trasformato in Italia, prodotto in Italia, ma in realtà la materia prima non si sa da dove arriva. Succedeva anche con le borsette di Louis Vuitton, oppure esatto, anche tanti anni fa con le scarpe. Il terziario chiaramente crea qualche problema, non era per le 500, però hai visto, Franca, quante cose hai messo insieme con queste 500. Quest'anno che abbiamo fatto il percorso e abbiamo toccato la provincia di Treviso, andando di strada a far vedere ai nostri cinquini queste due aziende leader. Ma la gente capiva che perché l'educazione ci va, se non hai educazione, sì, voglio dire, anche cultura di quello che vai a comprare. Sono rimasti contentissimi e felicissimi di far tappa in queste due aziende trevigiane e erano proprio soddisfatti, oltre per i prodotti che hanno assaggiato e che si sono anche portati a casa, certo, perché sono stati omaggiati di prodotti delle aziende. Pubblicità, però giustamente. Sì, però hanno toccato con mano, hanno visto cosa effettivamente noi compriamo. Certo. Nel caso dei funghi di Treviso li troviamo nei supermercati, e nel caso della vacca mora si va proprio a acquistarli lì da loro e sono certo, ottimi. Non tutti hanno questa fortuna, no? Infatti. Come ci si può difendere nei supermercati? Perché un conto, se io ho un DOP e allora dico prodotto, confezionato e prodotto in Italia, è un po' difficile fare delle scelte. Io mi viene in mente gli anziani, insomma, fanno un po' fatica a capire, vedono Made in Italy, prodotto italiano, ma non è così. Noi al momento nella nostra piccola realtà stiamo lavorando con il chilometro zero. Praticamente la gente deve venire a capire al momento cos'è la nostra produzione. Sì, Ivano hai ragione, se io abito a Torino, qua ci guardano a Torino, hai capito? Ci stiamo lavorando per un futuro prossimo dei nostri prodotti, conquistare il marchio CE dei nostri prodotti e poterli commercializzare, facendo capire comunque
la denominazione dei nostri prodotti, del prodotto base che è il latte, da dove facciamo tutto questo, in modo che la gente capisca che è un prodotto sano, un prodotto del territorio. Romeo, a te non ti è mai avuto in mente forse il sospetto che soprattutto nei social ci sia quasi una premeditazione nel confondere? Cioè nel senso che oggi quello che fa male ieri faceva bene, quello che ieri faceva bene oggi fa male, creare un po' di confusione e anche un po' di paura da parte di coloro che devono andare a fare la spesa, mi viene in mente le massaie, tutti quanti insomma. E mi sembra quasi che sia quasi una trama ben disegnata per farci confondere su quello che è la realtà e la bontà dei nostri prodotti. Ma guardi, proprio l'altra sera su una famosa trasmissione di Rai 1 discutevano sull'essere vegani, su non dover più consumare latticini, sul fatto che ci sono gli allevamenti intensivi, Certo. sul fatto del benessere degli animali e c'è una confusione enorme. Io do ragione a Ivano che lui ha tutto l'interesse a far sì che i suoi animali stiano bene, perché solo così produrranno tanto latte e un latte buono. Come noi avremo tutto l'interesse a far sì che i nostri funghi siano il più naturali possibile e far sì che di condizionare al massimo l'ambiente in maniera perfetta, perché sappiamo che così aumenteranno la resa, avremo più funghi e avremo un prodotto più buono. È nell'informazione poi al consumatore che c'è molta manipolazione. Sembra che secondo me ci sia, non ci sia poco ascolto verso chi realmente produce e si dà ascolto invece verso chi trasforma o verso chi poi fa la commercializzazione, che ha tutto l'interesse ad acquistare i mercati dove il prodotto costa molto meno, dove c'è il sfruttamento non solo dell'animale ma anche lo sfruttamento del personale che ci lavora, dove c'è tutt'altro tipo di logiche rispetto al prodotto italiano. Io 2 righe di teoria me le sono fatte in questi anni, cioè nel senso che è chiaro, la crisi porta addirittura la gente a non potersi più nemmeno andare a visitare dal dottore perché le medicine costano, quindi si taglia su tutto, piuttosto che morire di fame, insomma vado a comprare quello che c'è, ma credo che proprio sia qua la battaglia dei produttori, quelli sani, quelli veri, da cercare di fare fronte comune, perché come noi dobbiamo esportare i sogni, e i sogni rimangono, perché i sogni della 500 sono quei sogni che hanno dettato un'Italia che volevamo, in qualche maniera era un'Italia migliorata oggi sotto certi aspetti, ma peggiorata nello stile di vita, anche nel faccia a faccia, nel divisus, no? Andiamo bene con Facebook, clicchiamo tante volte mi piace, ma non ci conosciamo un tubo. Quindi credo che questo sia la vostra mission. Soprattutto, cioè, ribadisco, il chilometro zero nella nostra partenza, perché siamo un'azienda giovane, io sono del 1983, quindi gli anni 50 che tu parlavi. Manco li sai. Li ho sognati perché sono innamorato della Vespa, la cugina della 500, quindi dei sogni, vero? Ne ho 5 e sono fiero di averle. E la 500 sarebbe un mio traguardo conquistarla. Mia moglie ha visto la 500 che aveva portato a seguito di Ceccato e si è innamorata. È il modello nuovo, tutto quello che vuoi, però le sue linee sono inconfondibili. Quindi... Beh, guarda, c'è un aneddoto di quegli anni, tu non li hai vissuti, io insomma, per fortuna, ho qualche anno più di te, li ho vissuti, ma era bello tutto, nel senso che eravamo anche più, insomma, un po' illusi, eravamo era una epoca dove tutto andava bene, ma non c'era cattiveria, non c'era il più furbo. Io mi ricordo la nonna di un nostro amico, di un mio amico di Torino, che piangeva tantissimo quando c'erano i film di cowboy. E chiaramente Torino è una città avvocata e votata all'immigrazione, per cui i meridionali erano tanti, piangeva perché pensava che in realtà morissero veramente questi poveri cowboy. E allora piangeva come dei poveri figli miei. O addirittura l'Italia era così tenera, e io la ricordo con tenerezza, che quando c'erano i varietà ci si cambiava d'abito perché pensavi che quello della televisione ti potesse vedere. Ecco, tutte queste cose qua a me mancano. Perché mancano? Perché quel tipo anche di, chiamiamola stupidità, tra virgolette, erano persone però più attente, sapevano da dove veniva il sacrificio, sapevano cosa mettere a tavola da mangiare, non le ingannavi quelle massaie, vero o no? Io sono di famiglia contadina e famiglia molto numerosa, perché mio padre erano in 6 fratelli. Poi l'Italia è il matriarcato. Io ho 5 sorelle, quindi famiglia numerosissima, e mi ricordo quando la prima televisione forse è stata una dei primi ad arrivare a casa nostra, nel nostro paese, e quindi arrivavano tutti i vicini intorno
a guardare la televisione. E mi ricordo quando finito il telegiornale c'era il carosello, mio nonno picchiava sul tavolo, voleva dire bambini a letto, che adesso da quest'ora in poi voi dovete dormire e non potete ascoltare. E c'era comunque tutto questo raduno di gente che si incontrava. Adesso purtroppo si fa tutto col cellulare, tutto su Facebook. Se si va al ristorante siamo in 4 e 5 specie di ragazzi. Sì, e nessuno che parla e tutti... Si mandano i messaggi, sono lì che si potrebbero guardare in faccia. È vero. E c'è qualcuno che ha parlato della 500 col sogno che in quegli anni chi aveva la 500 era sempre operaio, anche quello che aveva la 600, Però quello della 600 era un po' più, diciamo... Sempre è un modo anche, i raduni è un modo anche per confrontarsi, per parlare, per discutere anche specialmente i temi passati e spiegare anche ai giovincelli com'era e com'è. Ma Ivano, quello che mi interessa, come fai tu a amare quegli anni che non li hai vissuti? Guarda, lo dico a te, ma è fronte comune, e tantissimi ragazzi degli anni 80 pare che quando raccontano di quegli anni 50 60 pare che li abbiano vissuti. Come mai te ne hanno raccontati i tuoi genitori? Li ho vissuti su delle fotografie dei nonni. Il nonno aveva il Gilera, mia cugina ha ancora il giubbotto di pelle a casa sua che aveva comprato con 50.000 lire, che poteva comprare un campo di terra. Sì. Quindi ho il caschetto ancora del mio nonno con gli occhiali per l'aria. E sono riuscito a omaggiare il raduno delle 500 mettendo in campo proprio una 600 restaurata, tutta bella, con un pallone da calcio sopra, molto divertente, che spero sia piaciuto. Si vedrà dalle immagini lo vedremo. Immagini, sì. Romeo, tu non sei più tanto giovane, insomma sei più giovane di me, però voglio dire, ricordi quegli anni. Ma che idea ti sei fatto dei tuoi genitori, insomma, quando... Qua era dura. Ma io sono nato in famiglia contadina e quindi io mi ricordo che quando si tornava da scuola dovevo andare a aiutare mio padre in stalla, a mulgere, a lavorare, cioè c'era il lavoro, ma c'era molto Oggi unione. metterebbero in galera tuo padre. No, non è vero, invece mio padre mi ha insegnato cosa vuol dire lavorare, cosa vuol dire faticare, cosa vuol dire sudare e cosa vuol dire invece avere passione e metterci passione nel lavoro che si va a fare. Forse la fortuna mia e la fortuna anche di Ivano è proprio quella di essere nato in un paese contadino dove le tradizioni ci sono ancora, dove c'è ancora questo tipo di valori che vengono trasmessi padre e figlio. L'ho notato anch'io. Ah sì? O no? No, bisognerebbe capire, a me piacerebbe poi far venire uno psicologo e capire esattamente come possiamo coniugare l'epoca della industrializzazione con l'epoca contadina che è comunque continuata in questi anni, ha continuato a vivere. Oggi c'è un ritorno, mi pare, alla campagna, tu che sei giovane, c'è una volontà anche di fare qualcosa di diverso, non so, mi viene in mente la cultura biodinamica, biologica, una volta era tutto biologico, non bisognava neanche dirlo. Una volta sì, c'erano poche 500 che giravano per le strade, adesso ci sono molte macchine e il fatto di far biologico personalmente non è nella mia idea, non è nella mia ideologia, perché siamo in un paese un po' fitto, troppo fitto, abbiamo troppi confinanti, quindi il poter realizzare un qualcosa di non contaminato dal resto delle coltivazioni, per il mio caso è difficile perché sono su un'azienda confinata, troppo stretta. Però cerco di allevare, cerco di coltivare nel miglior dei modi, per prima cosa abbiamo cercato di ottimizzare la nostra derivazione di concimazione dalle feci degli animali, sfruttandola in energia, facendo un impianto di biogas, utilizzando l'energia elettrica, nel mio caso in vendita totale, però utilizzando l'acqua calda rimanente per l'energia compromessa per la trasformazione del latte nei miei prodotti. Quindi facendo un ciclo chiuso e realizzando da questa fece di vacca fermentata un compost adibito per la coltivazione delle piante pulita e senza l'utilizzo di altra chimica per produrre vegetale. La 500 che si rinnova, la 500 gli abbiamo messo il motore elettrico
e la campagna può anche avere di questi tipi di Può trasformazione. Ecco, una domanda, forse potete rispondere tutti e due. C'è veramente una grande moria, specie negli ultimi anni, di api. Non so se voi vi siete resi conto di cosa stiamo perdendo. Io credo sia un campanello d'allarme molto serio questo, perché mi pare che tutto graviti intorno alle api, anche l'impollinazione, e quindi non so se voi vi siete resi conto che c'è questo problema. Sicuramente nell'impollinazione del verde, del vegetale, c'è questo problema perché tra pesticidi e diserbanti che possono danneggiare questi animali, noi siamo in un paese molto efficiente, possiamo farcela, fare un'agricoltura moderna, certo, senza l'utilizzo di questi pesticidi, questa consumazione pericolosa per le api, utilizzando nuove tecniche di fermentazione, anche come diceva benissimo Romeo. Noi dobbiamo dare in poco tempo una base per poter fiorire, per poter crescere i nostri prodotti. Romeo, la domanda che volevo farti è proprio questa: c'è una consapevolezza maggiore nell'arte della coltura? C'è proprio quella di non si è più come i cowboy degli anni 60 che si buttava verde rame a quintalate, veramente c'era un inquinamento piuttosto serio. Oggi c'è una consapevolezza diversa. Ma c'è una grandissima consapevolezza, prima di tutto perché bisogna capire che comunque i prodotti fitofarmaci costano e quindi a volte non c'è neanche l'interesse di usarlo. Ci sono alcune culture, ci sono alcuni sistemi di coltivazione che portano gli stessi risultati con dei risparmi enormi. Noi nel mondo dei funghi non usiamo più trattamenti, noi usiamo solo prevenzione. Potremmo dichiarare il nostro prodotto a residuo zero, cioè non abbiamo nessun problema, proprio perché lavoriamo in prevenzione e lo sta facendo tantissimi. Prima lei parlava del biologico. In Italia non sta prendendo piede il biologico, oppure lo sta prendendo ma non pari come nei paesi dell'Europa del Nord, perché noi abbiamo prodotti molto più sani, cioè la nostra agricoltura convenzionale è pari al biologico dei paesi del nord. Abbiamo la fortuna di abitare, certo, in un paese diverso, dove è soleggiato, dove abbiamo tantissime caratteristiche proprio territoriali che ci aiutano, ma è proprio la nostra capacità di produrre che se l'è selezionato negli anni che ci ha portato ad avere dei prodotti che sono nettamente migliori a quelli che ci sono all'estero. Per questo il Made in Italy, la protezione del prodotto italiano è fondamentale, perché abbiamo valori completamente diversi. L'ultima domanda: cosa chiederesti tu ai nostri politici nelle etichettature perché possano farvi calare la tensione della voce? Perché mi sembra che quelli che vogliono far bene debbano urlare tanto, ma alla fine... Noi abbiamo bisogno di trasparenza totale verso il consumatore. Il consumatore deve essere in grado di scegliere, di decidere, deve sapere quando acquista un prodotto cinese, quando acquista un prodotto polacco, quando lo acquista italiano, deve esserci scritto in etichetta. Poi sarà il consumatore a decidere se gli conviene spendere di più per un prodotto italiano, certo, che poi non succeda che magari il prodotto italiano costa anche meno di quello cinese, magari potrebbe anche succedere questo. Beh, io intanto vi ringrazio e spero di vedervi ancora in questa trasmissione per parlare a me piace molto parlare di ruralità, poi mi piace il ciclocross dove si va proprio nei filari, nei vigneti, insomma. E te, per quanto riguarda il prossimo anno, Decimo ci sarà? Aspetta, abbiamo pranzato con i prodotti loro, quindi era proprio un percorso quest'anno gastronomico. No, non ti ho invitato, ecco. Anzi eri impegnato. Ero impegnato. Ecco. E quindi avete mangiato tutti una Abbiamo bella... mangiato con i loro prodotti, quindi era proprio... Prossimo anno farai la decima... Il 10° anno, grande festa, grande impegno, perché quel 10° anno sai che farò grandi cose. E noi preghiamo tutti quanti coloro che anche sono fuori dall'Italia di venire in quella giornata e così radunarsi con quello tutti che ha unito il sogno italiano, vero? Infatti. Grazie Franca, grazie anche a Romeo e grazie a Ivano, buon rientro nelle vostre case. Per quanto riguarda la nostra trasmissione è proprio tutto, vi diamo appuntamento a settimana prossima, buonanotte.